Le compravendite immobiliari nel veneziano continuano a calare e il numero di monolocali venduti nel 2013 si dimezza rispetto al 2008. A dirlo è l'Agenzia del Territorio che ha diffuso dati allarmanti sull'andamento delle vendite immobiliari nella provincia di Venezia. 700 le transazioni in meno rispetto al 2012, ben 4.783 rispetto al 2008. In 6 anni una recessione del 40% dell'intero mercato che riguarda non solo monolocali e abitazioni di varia grandezza, ma anche uffici, box auto e capannoni. Ma andiamo per ordine. A pagare il prezzo più alto sono i monolocali, dove si registra il calo più significativo, oltre la metà. Se nel 2008 infatti sono stati venduti 192 monolocali nel comune di Venezia, nel 2013 le transazioni si sono ridotte a 93. La situazione non cambia se andiamo a guardare i dati della provincia: 419 vendite nel 2013 a fronte delle 838 di 6 anni prima. C'è tuttavia un dato incoraggiante: più la metratura aumenta, più cresce la possibilità di dividere le spese con altri coinquilini, e questo è appunto il settore che ha subito le perdite più contenute. In provincia infatti le case più grandi registrano un calo solo, si fa per dire, del 29%. Sul fronte non residenziale le cifre non sono più rassicuranti. Le vendite di magazzini nella provincia di Venezia sono passate da 1175 a 786, registrando un calo del 33,1%. Situazione quasi analoga per quanto riguarda uffici, capannoni, box auto e negozi. Gli alberghi hanno subito il colpo più duro: 17 le transazioni avvenute nel 2008, solo 3 quelle nel 2013.